Appuntamenti in agenda per martedì 14 maggio. Torna a Sestri Levante il mercato agricolo chilometro zero e delle autoproduzioni. Dalle 9 alle 13 in via Nazionale zona Tannino si potranno acquistare prodotti del territorio distribuiti dai contadini e dagli allevatori. È aperto alle visite dalle 9 alle 14 il Museo Archeologico di Chiavari, al primo piano di Palazzo Rocca, in via Costaguta. Al suo interno si possono trovare testimonianze dell'età del ferro e una sezione dell'epoca romana e medievale chiavarese. Fino al 26 maggio sarà possibile visitare la mostra 1984 Lo di Vitaliano Marchetto nella Galleria Grasso a Chiavari. L'esposizione, inserita nella rassegna Arte in Economica, è aperta da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19, mentre sabato e domenica dalle 10 alle 12. Il centro famiglia Tiguglio in via della Cittadella 4 a Chiavari ospiterà dalle 17 il laboratorio Sensorialmente a caccia dell'orso per bambini da 1 a 3 anni. Dalle 17 alle 19 sarà possibile visitare il castello cinquecentesco di Santa Margherita Ligure, in cui sono stati allestiti nuovi spazi multimediali. Il costo del biglietto è di 3 euro, gratis l'entrata per i residenti nel comune e gli under 14. Continua il corso di primo soccorso organizzato dalla Croce Bianca Rapallese. Dalle 21 nella sede in Piazza Cile 5 si svolgerà l'incontro dedicato alla rianimazione cardiopolmonare e al dolore toracico.